È stata denominata la Camminata del Cuore, la passeggiata promossa in memoria di Davide Licata, il dodicenne di Favara morto prematuramente lo scorso 21 marzo mentre partecipava all'allenamento di basket della squadra dove era iscritto all'interno della palestra della scuola. La camminata per Davide è stata promossa dai suoi familiari in collaborazione con le associazioni Ciopi Group Event, ASD Favara Runner, ASD Fradici Runner, con il patrocinio del comune di Favara e dalla quale hanno partecipato centinaia di cittadini favaresi con in testa il sindaco Antonio Palumbo. La nostra comunità oggi dimostra, come ogni volta che succede qualcosa di brutto, di essere in grado di rialzarsi sempre, col grande cuore che ci contraddistingue, oggi tutti presenti per un sogno sul quale stiamo lavorando con la famiglia, stiamo lavorando sul luogo adatto, a breve probabilmente lo potremo annunciare, ma quello che è bello oggi è che dopo tutto quello che ci è successo quest'anno, la nostra comunità è qua pronta in un clima festoso per un sogno importante. Un sogno che si realizzerà come? Si realizzerà intanto col cuore dei favaresi, perché si riuscirà a raccogliere le somme necessarie, questo è importante. Come ogni volta che si fa qualcosa di importante, i favaresi riescono a realizzarlo di propria spontanea volontà e con le proprie risorse. E poi si realizzerà, spero, nel territorio, nel quartiere dove sono più vicini gli amici di Davide, anche se appartiene a tutta la città, però dove potrà veramente essere ricordato nel giusto modo. Un lungo e variopinto serpentone umano si è snodato per le vie di Favara. Tutti i partecipanti hanno indossato un cappellino giallo con l'hashtag DL24 in onore di Davide e per lo sport. La camminata è stata anche una raccolta di fondi che contribuirà alla realizzazione del sogno di Davide, la costruzione di un campo di basket, un luogo aperto a tutti. Un omaggio alla passione di Davide, ma anche un simbolo di solidarietà, fratellanza e amore della città di Favara. Ringrazio tutti per essere qua, tutti presenti con i cappellini gialli, tutti per un unico obiettivo, il sogno di Davide, un campo per tutti, ma il sogno di tutti adesso. Ringrazio davvero tutti di cuore, il cuore di Favara, ma il cuore anche di tanta gente che arriva da fuori. Grazie a tutti! Come si realizzerà questo progetto, questo sogno? Sono già 3 mesi dalla raccolta fondi, siamo arrivati già a un bel punto. Il sindaco poi darà le giuste delucidazioni per tutto ciò. Anche la scuola ricorda Davide, anche la scuola è impegnata per realizzare il suo sogno. Sicuramente ogni giorno un ricordo di vita, di sport, di amore, di passione, nel segno di un ragazzo straordinario che ogni giorno noi vogliamo ricordare e che oggi naturalmente vive in tutta la città. Continuiamo a sperare nella possibilità di realizzare il campetto, ma soprattutto continuiamo a vivere accanto a lui ogni giorno a scuola. Tantissime persone condividono il vostro sogno e ricordano Davide. È sempre ricordato Davide, vediamo se alziamo gli occhi al cielo, le stelle che festeggiano con gli angeli che con Davide vanno avanti e ci proteggono a tutti.